Il Presidente nazionale del Sodalizio, Generale di Corpo d'Armata della Riserva, Marco Bertolini, prende ora la parola. Voglio iniziare ringraziando il padrone di casa, il Sindaco Tonon, per questa sua ospitalità, il Vicepresidente Forcolin della Regione Veneto, e lo prego di trasmettere i miei ringraziamenti anche al Presidente Zaia, che ci è stato vicino. Un ringraziamento particolare al Vicepresidente del Consiglio regionale, il paracadutista Giorgetti, che ci è stato molto vicino in questo periodo di organizzazione, senza il quale avremmo avuto molte più difficoltà. Infine un ringraziamento al mio amico generale Sperotto, che ha voluto essere qua, e naturalmente a tutte le autorità che rendono più onore a questo raduno con la loro presenza, autorità militari e autorità civili. Vorrei iniziare dicendo una cosa: sono orgoglioso di voi, vi siete presentati bene, siete tanti, fate vedere la faccia bella del paracadutismo italiano. Grazie per la vostra presenza. Paracadutisti, oggi non siamo qua per commemorare noi stessi, anche se, a dire la verità, come è stato ricordato, questa città è importante per il paracadutismo. Il primo lancio operativo al mondo è stato compiuto qua. Fino ad allora, fino a 100 anni fa, il paracadute era soltanto un mezzo di salvamento per gli aerostieri. Un ardito italiano, un tenente degli arditi italiano di Vittorio Veneto, lo impiegò per la prima volta qua. Quindi abbiamo questa primazia al mondo, della quale dobbiamo essere molto orgogliosi. Aveva compiuto quella che si definisce oggi un'operazione speciale, un'operazione di intelligence, usando quindi un termine inglese che fa sempre molto chic. Però probabilmente lui, Tandura, il tenente Tandura, e gli altri 3 ufficiali che compirono delle operazioni analoghe nello stesso periodo non si ponevano problemi di carattere dottrinale, problemi di carattere concettuale. Si limitavano a dare la loro vita, dare la disponibilità della loro vita per la patria, per l'esercito che stava preparando la controffensiva finale che avrebbe, dal Piave, ci avrebbe portato a vincere la guerra. D'altronde ben altri erano gli ardimenti dei quali i soldati italiani erano protagonisti in quegli anni. Erano contadini, erano studenti che avevano lasciato gli strumenti agricoli, avevano lasciato i libri per combattere per l'Italia e affrontavano delle prove terribili in una guerra nella quale la meccanizzazione, direi l'industrializzazione della morte, li falciava a migliaia, a decine di migliaia ogni volta. Perché lo facevano? Lo facevano perché erano alimentati dall'etica del dovere, vale a dire dall'etica di chi si pone di fronte alla comunità con la domanda: cosa posso fare io per te? È l'individuo che vuole dare alla comunità. Non erano ancora affetti da quella malattia dei diritti che ribalta il tutto e mette l'individuo al centro di aspettative che devono arrivare dalla comunità e che troppo spesso, secondo me, nei nostri giorni vediamo, alla quale assistiamo nei nostri giorni. Io credo che loro rappresentino un grande esempio anche oggi, anche dopo 100 anni dal loro sacrificio, perché anche adesso abbiamo delle difficoltà da superare e le possiamo superare soltanto con il loro esempio, con l'esempio della concordia, con l'esempio del fare squadra assieme, con l'esempio, e uso il motto dell'Accademia Militare, che secondo me è uno dei più belli che ci sia, di essere una ACES, essere una sola schiera. Questo dobbiamo imparare da loro. Noi ci poniamo di fronte a loro con ammirazione, perché, come dicevo, hanno affrontato delle prove terribili, sono stati letteralmente smembrati, grattugiati,
congelati, gasati, smembrati sul Carso, sulle Alpi, sull'altopiano di Asiago. Però l'hanno fatto per guadagnarci che cosa? E qui c'è la riconoscenza: unità e indipendenza. Unità e indipendenza che sono termini, valori centrali per tutti quanti noi che abbiamo giurato. Unità e indipendenza. E usiamo questo termine, indipendenza, senza timidezze, anche se assurdamente ha assunto un valore politico quasi divisivo ai nostri giorni, e questa credo sia una cosa molto disdicevole, molto brutta, una nostra vulnerabilità che dobbiamo superare. Poi vogliamo anche togliere un po' di polvere dalle tombe di quei soldati. Quei soldati non hanno più madri, sorelle, figli che li piangono, sono morti anche loro. Ecco, noi cerchiamo di sostituirci a loro, perché il loro dolore è prezioso, è un dolore che non dobbiamo dimenticare, è un dolore che dobbiamo addirittura vivificare per non dimenticarlo. I paracautisti, come è stato detto, sono nati 20 anni dopo gli eventi dei quali parliamo oggi. Però rivendicano l'eredità, l'esempio dell'ardimento che era stato dato dai loro predecessori, dai loro padri in queste terre 20 anni prima. I loro padri appunto avevano servito la patria, e la patria, guardate, è quella cosa che viene trasformata in patria, appunto, è quella comunità che viene trasformata in patria soltanto dalla presenza del soldato, soltanto dalla presenza dell'esercito. Per questo esercito e patria sono sempre stati legati assieme come termini, non si sono mai pronunciati distinti se non dopo molti decenni da quegli anni. Ecco, noi dobbiamo riscoprire questo connubio fra questi due valori importantissimi, fra queste due realtà, l'una che è finalizzata all'altra. Nonostante questo l'esercito, lo sappiamo, è cambiato molto anche dai tempi nei quali voi avete fatto il servizio militare. Vedete, questi ragazzi sono professionisti, non sono più militari di leva, però sono cambiate anche cose in peggio, è diminuito, ci sono meno stanziamenti, perché è una crisi che interessa sia la nostra forza armata che il nostro paese. È un peccato, perché il nostro Mediterraneo, nel quale noi siamo al centro, sta affrontando delle sfide epocali delle quali dovremmo essere consapevoli. È un mare nel quale bisogna essere forti economicamente, politicamente. Se fossimo nel Golfo di Botnia potremmo accontentarci di uno stato psicologo che cura la depressione dovuta al jet lag continuo dovuto al sole a mezzanotte e alle stelle a mezzogiorno. Invece siamo in un mare, in un pentolone in ebollizione nel quale il soldato ancora serve. E serve il soldato, e noi ne abbiamo di soldati e sono coraggiosi, serve perché appunto abbiamo delle sfide epocali da affrontare. Concludo dicendo che noi paracautisti rifiutiamo le parole d'ordine che sono state lanciate da chi vuole descrivere il nostro popolo come un popolo di cialtroni, di maneggioni. Non è vero, gli italiani non sono cialtroni, gli italiani non sono maneggioni, e voi lo dimostrate, l'hanno dimostrato i ragazzi che qua sono morti per darci l'Italia. Rifiutiamo l'idea di un popolo italiano come se fosse congenitamente criminale. Non è vero, siamo un popolo nobile, abbiamo dato origine a bellezza come nessuno al mondo, e questa non può essere fatta dai criminali. Però c'è chi spinge su questo aspetto, anche nel nostro paese, quasi a volerci convincere che è del guardiano, del carceriere che abbiamo bisogno e non del soldato. E invece no, abbiamo bisogno del soldato, perché senza soldato la patria non esiste. Chi vuole questo
Anche nel nostro paese ci vuol convincere che il nostro dovere è quello di prendere il sole nelle nostre bellissime spiagge, lasciando agli altri la libertà di fare quello che vogliono a poche bracciate dalle nostre coste. No! È un nostro dovere tutelare i nostri interessi e i nostri interessi si tutelano con la politica, con la diplomazia, con l'economia, ma anche con le forze armate. E le forze armate meritano, non soltanto in queste celebrazioni, ma meritano tutti i giorni l'attenzione che un grande paese deve dare a uno strumento imprescindibile di politica estera. Le forze armate non sono solo uno strumento di difesa, sono soprattutto uno strumento di politica estera. Ho finito. Il nostro paese, signori, e questo sono veramente, alla fine abbiate pazienza, è un grande paese. È un paese che merita i soldati, ma è un paese che merita dei cittadini pieni di energia. È un paese che merita cittadini che lavorino per la propria patria. È un paese che merita che giovani coppie di uomini e di donne scelgano di diventare coppie di genitori e mettano al mondo figli, perché non ci sono raduni, non ci sono monumenti, non ci sono discorsi che tengano, se non sapremo proiettare nel futuro una generazione di italiani giovani e determinati a operare per la nostra patria. Sarà finito. Questo ci chiedono i caduti che oggi abbiamo commemorato. Sono morti per questo. Chi va contro questo precetto li tradisce, dopodiché potrà anche commemorarli come vuole in tutte le manifestazioni, ma in realtà li tradisce. Folgore!